Siciliana d'origine, napoletana di nascita, veneziana ghidense d'adozione, rodigina per scelta, Martina De Michele è un'artista e una scrittrice che con le sue parole sa parlare all'anima e al cuore delle persone. Per questo ha voluto scrivere un libro, Viaggio nell'isola che non c'è, Salina secondo me, dedicato al ricordo della sua amata nonna, Carmelina de Corrado, detta la pizzicata di Salina, che ancora oggi dall'alto accompagna i suoi passi nella vita di ogni giorno. Un viaggio nell'isola che non c'è è un viaggio a ricordo della memoria della mia famiglia, della mia isola. Parla di Salina, che è una delle isole Eolie, ed è Salina secondo me, secondo le mie tradizioni, secondo i miei ricordi, ma anche secondo le suggestioni di tutti gli amici che ho portato negli anni in giro a visitare questo piccolo angolo di paradiso. Il libro è stato presentato a Malamocco nella sua tappa veneziana con un concerto e musica dal vivo e racconta un legame forte e profondo tra quest'isola apparentemente così lontana e le nostre terre venete e veneziane che Tinù ci fa pian piano scoprire. Perché anche scrivere un libro, ci ricordano bene queste pagine, può essere una scelta d'amore e di servizio alle persone. È un'esperienza che ha a che fare con i cinque sensi, perché per ogni capitolo c'è un posto da visitare, una canzone da ascoltare e qualcosa da assaggiare, perché la discesa in paradiso deve essere veramente un'operazione fatta con tutto noi stessi. È un viaggio per ritornare a casa, la casa di ciascuno di noi, e spero che possa piacervi.